Con Stefano Dal Santo, dopo questo debutto stagionale dell'Hockey Braganza in Serie 1, lo volevamo tutti, sicuramente non volevamo questo risultato, vero Stefano? No, è chiaro, dopo anche 2 stagioni con tante vittorie, arrivare alla prima di ritorno in A1, pur sapendo che giochi contro Forte dei Marmi, squadra di gran campioni, perdere fa sempre male. Soprattutto dopo, con l'emozione di riaprire il palazzetto e avere tanta Ah, gente, certo. è stata un po' un boccone amaro che però dobbiamo anche riuscire a mandare giù perché dobbiamo non nasconderci dietro un dito che abbiamo giocato contro una squadra con grande ambizione di vincere tutte le partite, non solo in Italia. Forte di Marmi è una corazzata, però secondo me si può partire magari dalla fine, cioè da una tua giocata a 40 secondi dalla fine, un tuo tuffo a impedire l'ennesima contropiede, il lancio degli avversari verso la porta di Marco Zanfi, a dimostrare che bisogna sempre provarci fino all'ultimo. È con questo spirito che si può provare a conseguire l'obiettivo stagionale, vale a dire la salvezza. No, chiaro, noi siamo una squadra appunto neopromossa e dobbiamo aumentare il ritmo, adeguarci a quello che è la 1 e appunto io penso che con Mattia portiamo un po' di esperienza su questi piccoli dettagli che poi fanno la differenza. Io penso che anche guardare i nostri avversari deve far venire una sorta di adrenalina per giocare un po' come loro, no? Come quando poi io ero più giovane e guardavo altri campioni, però devono essere da stimolo per fare una grande stagione e ogni sabato qualsiasi squadra deve venire comunque a lottare. Io penso che il primo tempo non gli abbiamo regalato nulla, poi loro sono in tanti, hanno un ritmo forsennato e non era facile tenere testa. Dobbiamo lavorare sui piccoli errori difensivi che comunque avremo modo di fare e dovremo farlo. Per te non l'hai ricordato, ma lo faccio io. Col Forte dei Marmi nello scorso decennio hai giocato per vincere i titoli e a volte ti è anche riuscito, non so, la semifinale di Coppa Italia del 2019, la Supercoppa del 2015, il quarto di finale per l'Eurolega del 2015. Ti mancano magari quelle sfide, ma ricordando quelle puoi essere magari di stimolo per i tuoi compagni per dire che bisogna onorare gli impegni in uno e crederci sempre? No, chiaro, soprattutto anche guardando in tribuna, vedendo quel gruppo di tifosi là, dobbiamo avere lo stimolo deve venire da parte di tutti per onorare la maglia e queste persone che si impegnano a cantare 50 minuti perché loro credono in noi, nella nostra salvezza e noi dobbiamo appunto lottare per crederci e arrivare insomma a fine stagione con tornare in A1. Aurora, c'era a vedere il papà stasera? Magari, mi manca, ma questi orari sono un po' tardi per lei. Proibitivi per lei. Magari dorme, ma la vedo dura. Un appuntamento allora sabato prossimo con Stefano per ripartire da zero e riprovarci con la necessaria convinzione, perché è da lì che si costruisce mattone dopo mattone il nostro castello chiamata salvezza, vero Stefano? Chiaro, non si molla mai qua. Grazie, buona domenica. Grazie.